Al voto in Sicilia il 28 e il 29 maggio per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Ad Agrigento la candidata alla segreteria nazionale De Micheli. Arriva lo stralcio da parte della regione siciliana. La commissione regionale tiene una conferenza stampa a Castelvetrano. Nuova tenda inaugurata ad Agrigento. Buongiorno da TVA Notizie. Fissate le date per le amministrative in Sicilia. Si voterà il 28 e il 29 maggio in 129 comuni. In provincia di Agrigento saranno 14. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Il governo Schifani nel corso della seduta della Giunta ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Nei 129 comuni coinvolti si andrà al voto domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. Le date sono state individuate su proposta dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina. La tornata elettorale coinvolgerà 4 capoluoghi di provincia, Catania con 6 circoscrizioni di quartiere, Ragusa, Siracusa e Trapani. Dei 129 comuni saranno 114 quelli nei quali si voterà con il sistema maggioritario, perché al di sotto dei 15.000 abitanti, mentre sono 15 quelli al di sopra di questa soglia nei quali si voterà con il proporzionale. 5 comuni sono attualmente gestiti dai commissari straordinari di nomina regionale, mentre uno, quello di Barrafranca in provincia di Enna, è amministrato da una commissione prefettizia in quanto sciolto per mafia. È una tornata elettorale molto importante per i 129 comuni isolani, dichiara l'assessore regionale Andrea Messina. I cittadini chiamati alle urne saranno 1/3 della popolazione siciliana. Questa volta le giornate in cui si voterà saranno 2 per via del recepimento della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e 29 maggio perché da un lato abbiamo voluto tener conto del calendario scolastico senza penalizzare eccessivamente l'attività didattica, dall'altro abbiamo evitato di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni nazionali e religiose. Nella nostra provincia si rinnoveranno le amministrazioni di ben 14 comuni, si voterà con il sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, San Buca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina. La quasi totalità dei sindaci uscenti hanno già annunciato che riconfermeranno la propria candidatura e c'è chi spera anche in una proroga verso il 3° mandato da parte dell'assessorato agli enti locali siciliani. In provincia di Caltanissetta si voterà in 5 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, tra cui Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera. 19 sono i comuni della provincia di Catania, nell'Ennese andranno alle urne 9 comuni, in provincia di Messina sono 33, in provincia di Palermo 25, nel Ragusano 4 comuni, nel Siracusano 8 comuni, nel Trapanese 12 comuni. Paola De Micheli, candidata alla segreteria nazionale del PD, è stata ad Agrigento. L'ha intervistata Arturo Cantella. Visita ieri ad Agrigento di Paola De Micheli, candidata alla guida della segreteria del Partito Nazionale, alla presenza del segretario provinciale Di Paola. La De Micheli ha presentato il documento congressuale della sua candidatura dal titolo «Concretamente, prima le persone». Tra i temi affrontati quello della De Micheli di una nuova democrazia interna al Partito Democratico che consenta a iscritti ed elettori di avere ruoli centrali nei processi decisionali, un nuovo statuto dei lavoratori che riconosca i nuovi diritti a tutte le categorie di lavoratori, l'ecologia per una nuova transizione ambientale che accompagni e sostenga i cittadini e le imprese, una buona sanità che vada oltre le diseguaglianze territoriali e il modello di scuola totale, diritti tracciando in parte il suo programma per poter convincere quanti andranno a votare prossimamente.
Sono felice di tornare in Sicilia, è una terra che amo, dove vengo spesso, dove da ministro ho fatto investimenti importanti nelle infrastrutture, sui porti, e poi io vedo la Sicilia come il cuore di un nuovo ruolo geopolitico dell'Italia nel Mediterraneo, che è ancora l'area più ricca del mondo. E sono qui tra Palermo, Agrigento, Gela, Sciacca per raccontare quello che noi vogliamo fare del Partito Democratico. Innanzitutto una grande riforma del partito, un partito che vive con e dei suoi iscritti, che ridà il potere di decidere agli iscritti attraverso meccanismi di primarie che, pur rimanendo aperte, attribuiscono agli iscritti un voto che vale doppio, un partito della prossimità dove militanti e dirigenti tutti i fine settimana vanno nei luoghi di lavoro, vanno nei luoghi dove le persone vivono per ascoltare e per interpretare fino in fondo i problemi. Un partito della radicalità che smette di essere quello delle un po' e un po', che nessuno capisce che posizione abbiamo, ma un partito che dice le cose chiare sulle politiche del lavoro, con il nuovo statuto dei lavori, su un nuovo reddito universale che sostituisca il reddito di cittadinanza, sulla sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. La scuola totale, che è il nostro modello, il modello che proponiamo, una scuola dagli 0 ai 18 anni gratuita e obbligatoria, che però consenta a bambini e ragazzi di fare anche tutte le altre attività a scuola, perché se le famiglie devono pagare lo sport piuttosto che la musica, piuttosto che le lingue, non tutte le famiglie lo potranno fare e i bambini partiranno già in una condizione di diversità, di disuguaglianza, quando invece il Partito Democratico è nato per trasformare la società e renderla più giusta. Ecco, la mozione mia, De Micheli, concretamente prima le persone, è piena di nuove idee per il Partito Democratico, per trasformare l'Italia, per generare un nuovo desiderio collettivo di cambiare il mondo. Ecco, per le alleanze cosa c'è all'orizzonte? Si parla di, insieme a 5 Stelle, ad altri diciamo che non sono di destra, ecco, c'è questa possibilità? Io voglio un partito forte e non subalterno, voglio un partito egemone nel centro-sinistra che sia il punto di riferimento delle alleanze. Noi non dovremo andare, non andremo col piattino in mano dagli alleati a chiedere alleanze, anche perché da qui a maggio del 2024, quando ci saranno le europee e dove c'è una legge elettorale proporzionale, tutti cercheranno di definire al meglio possibile la propria identità per avere più voti possibili. E quindi io voglio ricostruire un PD egemone dove tutti gli altri vorranno allearsi con noi per tornare a vincere. Un partito che negli anni ha perso sempre consenso fino ad arrivare al 15%, il minimo storico. Non siamo mai stati veramente fino in fondo quello per cui siamo nati, i nostri comportamenti individuali e collettivi, molte delle nostre scelte, anche quando sono state improntate alla responsabilità, sono passate come una subalternità alla finanza, come una attività a servizio esclusivamente di un'oligarchia romana che governava i processi dentro e fuori il Partito Democratico. Io non credo che il PD possa continuare in questo modo e non credo nemmeno che i miei colleghi lo possano cambiare semplicemente ed esclusivamente cambiando la classe dirigente. È già successo, noi ogni 2 anni cambiamo la classe dirigente, ma il Partito Democratico non cambia. Prima si cambiano i processi, prima si cambia il partito, anche selezionando classe dirigente territoriale, e poi noi riusciremo ad avere da parte degli elettori quell'attenzione, quella identificazione in noi per la nostra autenticità nella voglia di servire le nostre comunità, che serve per recuperare il consenso necessario. Beh, noi siamo contrari all'abolizione del 41 bis, io credo che Cospito debba essere valutato sotto il profilo sanitario con umanità, ma che la responsabilità di decidere sul mantenimento o meno nel suo caso del 41 bis sia dell'autorità carceraria e della magistratura insieme. So che oggi sono arrivate le relazioni al Ministero e quindi attendiamo la decisione. Io credo che il 41 bis
sia stato utile, credo che sia ancora necessario contro le mafie e contro le organizzazioni terroristiche, e credo che, nonostante la mia sia sempre stata e continui ad essere una posizione garantista, laddove c'è la certezza di avere commesso fatti gravi come quelli imputati a Cospito e ai mafiosi in generale, il risultato che si può ottenere dal 41 bis è quello anche di avere indagini più profonde e più sicure. Un voto importante per restituire prospettiva a un partito che ha, secondo me, tutti gli strumenti e tutte le risorse per potersi rialzare da una sconfitta che deve insegnarci tanto. La sinistra si dice che nei momenti peggiori tira fuori il meglio di sé. Questo è probabilmente uno dei momenti peggiori della storia del nostro partito. Dobbiamo trovare le forze dentro noi stessi per rimetterci in piedi, e questo congresso può essere una grande occasione, un'opportunità per tornare a guardarci negli occhi, per tornare a discutere, immaginare un nuovo percorso e mettere a disposizione dei tanti militanti che si sono iscritti o che stanno aderendo al partito un gruppo dirigente in grado di incarnare questo bisogno di riscatto che anela nei cuori di ognuno di noi. La presenza di oggi dell'onorevole De Micheli, così come di altri candidati che ci hanno onorato o ci onoreranno della loro presenza, è la testimonianza che la Federazione di Agrigento è diventato, come dire, un luogo importante nella geografia politica siciliana, come tale è percepito, e quindi noi continueremo a lavorare in questa direzione. Ecco, 4 candidati non sarà facile scegliere. Io penso che ogni nostro militante debba poter scegliere liberamente, senza costrizioni, vincoli o logiche di corrente, sulla base di ciò che ha letto e sulla base di ciò che ha ascoltato. Io invito i nostri iscritti a scaricare le mozioni e a leggerle. Sabato pomeriggio qui in Federazione organizzeremo un confronto fra le 4 mozioni che verranno illustrate e dibattute. Abbiamo organizzato gli stessi momenti sul territorio. A me interessa che i militanti partecipino, a prescindere dalla loro scelta, a prescindere dalla loro opzione o preferenza, che scelgano, perché scegliere vuol dire rinnovare un senso di appartenenza di cui questo partito ha disperato bisogno. È una buona notizia che riguarda i contribuenti. Arriva lo stralcio della Regione per il bollo auto, una misura gradita dagli automobilisti. Ancora per tutto il mese di febbraio sarà possibile per i contribuenti siciliani pagare gli arretrati del bollo auto senza le sanzioni e gli interessi. Lo ha stabilito la proroga delle agevolazioni introdotte nella norma stracciabollo, l'articolo 28 della legge regionale 16 dello scorso agosto, proposta dall'assessorato regionale all'economia e votata dall'ARS a dicembre. Da una parte proseguiamo nel risanamento finanziario della Regione, dice il Presidente Renato Schifani, dall'altra diamo seguito a una visione finalmente dialogante del rapporto tra i cittadini e la fiscalità locale a beneficio di tutti coloro che vorranno mettersi in regola. Grazie alla regolarizzazione agevolata delle tasse automobilistiche, ricorda l'assessore all'economia Falcone, la Regione siciliana ha potuto registrare nel trimestre finale dell'anno scorso un aumento di oltre il 200% delle entrate rispetto all'anno precedente. Abbiamo recuperato molta evasione senza però vessare i cittadini con sanzioni e aggravi economici che stridono con l'attuale fase di crisi economica. Il governo Schifani ha voluto così dunque estendere una misura gradita ai contribuenti ma anche utile alle casse della Regione. Possono usufruire dell'agevolazione stracciabollo le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritti al ruolo per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2020 e 2021 per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite la riscossione ordinaria. Possono quindi accedere al beneficio anche coloro che richiedono la rateizzazione del proprio debito che sia superiore a 2.000 euro per anno d'imposta maturato dal periodo del 2016 al 2019.
Un apposito canale è stato attivato dalla Regione presso le delegazioni dell'ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate nelle 9 province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione della cosiddetta stracciabollo, il contribuente, senza necessità di alcuna istanza, dovrà recarsi entro il 28 febbraio di quest'anno il pagamento esclusivamente presso tali sede, specificando solo la targa del veicolo e l'anno d'imposta che intende regolarizzare. L'assessorato regionale ha disposto la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al prossimo 31 marzo al fine di consentire ai cittadini di fruire dell'agevolazione evitando l'attivazione di provvedimenti cautelari e azioni esecutive. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Manciapane, informa i cittadini residenti nel territorio comunale che nell'ambito degli interventi di sostegno economico alle famiglie per l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili possono chiedere i contributi destinati al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti dove le persone risiedono. Il termine della presentazione delle domande è fissato al prossimo 1 marzo. Conferenza stampa a Castelvetrano della Commissione regionale antimafia. Ad oggi lo Stato non conoscerebbe la quantità e le logge massoniche che sarebbero costituite non a Trave, in tutto il paese, quindi avevamo certezza che comunque le prefetture custodissero un elenco. C'è un aspetto che vogliamo capire, anche l'organizzazione della macchina dello Stato, perché al di là della possibilità data dalla legge dello Stato di associarsi sempre nel rispetto dei principi costituzionali, però il principio di associazione deve corrispondere anche a un principio di trasparenza e di conoscenza degli strumenti che in ogni territorio operano. Siamo consapevoli che il 16 gennaio rappresenta anche un salto di qualità che tutti noi dobbiamo fare. Ho usato a pretesto anche in maniera utile l'espressione che ha usato il procuratore De Lucia qualche minuto dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, che ha parlato di borghesia mafiosa. Ora, quando parliamo di borghesia mafiosa dobbiamo essere consapevoli che adesso è venuto il tempo di aprire la sfida al nostro compagno di banco, a quello con cui mi prendo il caffè, a quello con cui vado a cena, a quello con cui vado nella stessa palestra, abbiamo i figli nella stessa scuola, cioè voglio dire che c'è un salto di qualità rispetto al quale sia lo Stato nella sua organizzazione anche investigativa, sia la politica deve in qualche modo fare i conti, e non c'è dubbio che tutto questo ci obbligherà a essere, a darci strumenti anche nuovi per consentire di contrastare in maniera efficace, perché come ho detto questi giorni, dopo il 16 gennaio adesso tocca a noi. I mafiosi, al di là di tutte le dietrologie, tutti quelli che sono stati accusati di stragisti sono in galera. Ci sono arrivati dopo 30 anni, sicuramente è insopportabile, ma comunque sono in galera. Adesso tocca a noi, perché dobbiamo conquistare i siciliani al fatto che la mafia non conviene. E credo che un territorio come questo, Castelvetrano, Campobello, è l'emblema della non convenienza, cioè del fatto che questi territori alla fine sono rimasti impoveriti dalla presenza della mafia. Altro che ricchezza, perché anche quelle poche ricchezze che hanno provato a mettere in giro sono state sequestrate e confiscate, così come vanno in galera gli vengono sequestrati i patrimoni. Quindi se c'è un principio, se volete, banale, che dimostra che la mafia non conviene, credo che questo territorio sia paradigmatico di questa dimensione. Ecco, noi vogliamo aiutare quindi questo lavoro culturale, di coordinamento e anche degli apparati dello Stato e soprattutto dei sindaci.
Lo Slancio è il nome della tenda della comunità di Porta Aperta inaugurata a Villa Bonfiglio, il servizio con le interviste. Inaugurata ieri presso la Villa Bonfiglio di Agrigento, la tenda Lo Slancio della comunità missionaria Porte Aperte, alla presenza di numerose autorità civili e militari. A dare il benvenuto Sor Maria Grazia Pellitteri, che ha un po' raccontato ai presenti la storia della comunità che opera nel territorio da 40 anni e della collaborazione che ha trovato in generale per poter rimettere in sesto la struttura andata fuori uso. Tra questi i club service come il Lions Club Agrigento Orsi, il Rotary di Agrigento, ma anche privati cittadini e ditte come quella del Legno di Porto Empedocle che ha donato il pavimento, e gli alunni dell'Istituto Enogastronomico Gallo con i docenti Piscopo e Amato che hanno offerto il servizio di accoglienza. Tra le autorità presenti il prefetto Cocciufa che ha tagliato il nastro, il primo cittadino Miccichè, il consigliere comunale Cantone e il vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, che ha dato la benedizione solenne alla struttura e che nel suo discorso ha parlato di offrire accoglienza a quanti vorranno momenti di preghiera e che l'esempio di oggi rappresenta come una evangelizzazione di strada. Un punto di riferimento in un luogo abitato dal passeggio, dall'incontro dei giovani in particolare. Può essere per davvero una sorta di oasi dove poter sentire una parola rappacificata. Viviamo un tempo, forse anche nel passato è stato così, ma certamente viviamo un tempo in cui, lasciatemi passare la parola, in cui siamo tutti arrabbiati, no? Allora avere un luogo pacifico, ecco, può veramente essere occasione di confronto, di ascolto, di incontro con quel Signore Gesù che i credenti riconosciamo come il principe della pace. E allora ben venga la ripresa di questo servizio che ha una lunga storia ormai, che ha incontrato penso migliaia di giovani. Tanti di questi sono anche poi cresciuti attorno a questa esperienza e formano questa grande corona di volontari che si muovono attorno a questo gruppo di sorelle. La responsabile appunto è sorella Maria Grazia. Donna tenace sicuramente, donna tenace che ha saputo sollevare i pesi e continuare lo slancio di questa evangelizzazione di strada. Quanto è importante una struttura come questa portata avanti grazie anche a tante donazioni? È importantissimo perché praticamente noi vogliamo essere un segno di speranza in mezzo all'umanità e se questa umanità passa dai giovani che sono il futuro di questa umanità è importante che noi ci siamo, perché dove ci sono i giovani c'è Dio, perché il nostro Dio è l'eternamente giovane. 40 anni diceva lei, che fate 40 anni la missione? Sono 40 anni di presenza delle sorelle di Porta Aperta in questo suolo agrigentino, ma 45 anni da che è nata Porta Aperta come movimento giovanile e che da allora non ha mai cessato di segnare il cammino. Con una struttura importante per la nostra città, Villa Bonfiglio. Sì, abbiamo scelto questa location che mi sembrava la più idonea e importante per l'attività sociale delle suore. Le ringrazio tantissimo per quello che loro fanno per i nostri ragazzi, per la nostra città. Penso che è lodevole, a parte i 40 anni di lavoro assiduo e di volontariato che loro fanno vivendo, ma è lodevole anche quello che loro hanno voluto realizzare qui a Agrigento. Infatti dopo anni di interregno erano state sfrattate anche da Porto Empedocle che siamo riusciti a trovare una location idonea e importante. Ringraziamenti sono stati fatti anche a Carmelo Cantone per il suo impegno. Io credo che il primo compito di un consigliere comunale è quello di occuparsi della propria città. Io ho solo agevolato il posizionamento di questa tenda perché ritengo rappresenta un grosso servizio sociale alla nostra città, quindi niente di che, abbiamo fatto solo il nostro dovere da consiglieri comunali. Cronaca: 18enne arrestato a Messina per un furto a scuola.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura di Patti, sottoponendo agli arresti domiciliari un 18enne sant'agatese gravemente indiziato del delitto di furto aggravato, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Secondo le prime risultanze investigative, il 18enne, aiutato dai complici, dopo aver scavalcato il cancello che delimita l'area dell'ingresso dell'Istituto Comprensivo Cesario di Sant'Agata di Militello, una volta rotto il vetro di una finestra del piano terra, di notte si introduceva all'interno della scuola e si impossessava di svariate apparecchiature elettroniche quali computer portatili, videocamere palmari, pendrive, termometri digitali e altri accessori elettrici. La condotta tenuta è stata aggravata anche dall'aver usato violenza sulle cose, ossia aver danneggiato la finestra dell'istituto e forzato la porta d'ingresso della sala informatica, ed anche dall'essersi impossessato di cose custodite in un istituto pubblico, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa del personale scolastico. L'attività investigativa, che in breve tempo ha portato all'emissione della misura cautelare eseguita, ha preso spunto da un intervento effettuato la notte tra il 22 e il 23 gennaio scorso, quando gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane mentre percorreva le vie del centro di Sant'Agata di Militello con un sacco sulle spalle. Questi, accorgendosi del passaggio dei poliziotti, ha nascosto il sacco tra alcune auto in sosta e si è allontanato con passo spedito. È stato quindi seguito per essere poi identificato e sottoposto alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza e sul suo comportamento. Ha detto agli agenti di aver abbandonato il sacco in strada in quanto conteneva della spazzatura della quale si doveva disfare per conto di un suo amico. Gli agenti però sono riusciti a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto, essendo apposte sul PC e sulla videocamera le etichette riconducibili all'Istituto Scolastico Cesario di Sant'Agata di Militello, distante qualche centinaia di metri dal luogo in cui il 18enne è stato notato e controllato. Pertanto hanno proceduto al sequestro del materiale rubato. Dai successivi approfondimenti investigativi intrapresi, gli agenti hanno avuto la conferma che la refurtiva era proveniente proprio dal furto commesso a scuola, contestando il danneggiamento degli infissi, rilevando le tracce lasciate dagli autori e raccogliendo diversi indizi utili anche per l'individuazione dei complici del giovane arrestato. Sull'ennesima tragedia del mare a Lampedusa con 8 morti, tra cui un neonato, vediamo il servizio di Arturo Cantella. Una nuova tragedia nel Mar Mediterraneo ha coinvolto un barcone di migranti soccorso dalla Guardia Costiera in acque SAR maltesi, diretto a Lampedusa. L'imbarcazione, portata in salvo dalle forze dell'ordine nella tarda serata di giovedì 2 febbraio, conta 46 migranti salvati, tra cui una donna incinta, ma porta con sé anche l'orrore della traversata con ben 8 corpi stipati all'interno dello scafo e quello di un neonato di 4 mesi. A raccontare l'ennesimo dramma avvenuto nel Mediterraneo sono stati gli stessi migranti, una volta sbarcati e messi in sicurezza dopo il pronto intervento della Guardia Costiera. I sopravvissuti hanno svelato ai soccorsi che lo scafo, con all'interno 8 corpi di chi non è riuscito a sopravvivere alla traversata. Tra i morti presenti nello scafo del barcone c'è anche quello di una donna che, secondo quanto raccontato dagli stessi migranti, ha perso il figlio durante la traversata. La donna ha raccontato che avrebbe visto morire il figlio di 4 mesi tra le sue braccia a causa del freddo e, una volta resasi conto della tragedia, ha deciso di gettare il piccolo in mare, un gesto estremo che altri migranti non hanno potuto accettare. Un uomo infatti si sarebbe tuffato in mare per cercare di recuperare il corpo del piccolo, ma sarebbe annegato tra le onde gelide delle acque delle SAR maltesi. L'ennesima tragedia in mare non ha lasciato indifferente il primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino, che ha rivolto un nuovo chiaro messaggio al governo. Rivolgo un appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il governo non ci lasci da soli a gestire questa immane tragedia, aiutateci in questo modo, non riusciamo più a gestirlo. La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'episodio. Le ipotesi di reato al momento a carico di ignoti sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di un altro reato. Il pubblico ministero, attraverso le forze dell'ordine presenti sull'isola,
stanno raccogliendo informazioni su quanto è accaduto su quel barcone di 6 metri partito da Sfax. Poco prima dell'arrivo del barcone, con 46 migranti e 8 morti, le motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza avevano già soccorso e tratto in salvo altre 2 imbarcazioni, con a bordo complessivamente 75 persone. Sul primo natante 37 erano originari del Camerun, della Costa d'Avorio, del Ghana, Guinea e Senegal, e anche 14 donne, una delle quali incinta e anche un minore. Quanto tempo ci vorrà ancora per ripristinare la normale circolazione nel viale Emporium a San Leone, all'angolo con la via Gela? Se lo chiedono i residenti e soprattutto se lo chiedono gli automobilisti, visto che così come è lasciata la recinzione rappresenta un grave pericolo. Il problema lo avevamo segnalato già la settimana scorsa, quando in redazione era giunto il video che facciamo rivedere, nel quale si nota il pericolo causato tra l'altro da qualche automobilista. E allora la domanda sul ripristino dei luoghi viene riproposta al Comune di Agrigento. E adesso la pausa per la pubblicità. Linea alla regia. Nuove iscrizioni al Liceo Leonardo di Agrigento, dove è stato avviato anche un indirizzo sportivo. Vediamo con Arturo Cantella. Parliamo del nuovo indirizzo, il liceo sportivo, Preside. Sì, devo dire che anche questa è una perla che si incastona nella già ricca, prestigiosa e qualificata offerta formativa del nostro istituto, un liceo scientifico sportivo che ovviamente mancava nel territorio e che, a fianco delle discipline tipiche e caratteristiche di indirizzo del liceo scientifico tradizionale, nel quale si incardina a pieno titolo, quali la matematica, la fisica e le scienze, associa il potenziamento ovviamente delle scienze motorie e l'introduzione delle discipline sportive e del diritto e dell'economia dello sport, per preparare i giovani che già gravitano in un contesto sportivo in maniera agonistica e non, a quelle che saranno le professioni del futuro. Sicuramente implementare intanto per tutta l'organizzazione i valori dello sport, ma a orientare anche meglio i nostri studenti verso quelle professioni quali per esempio il management sportivo, il giornalismo sportivo, le professioni legali legate allo sport, che sono degli sbocchi assolutamente interessanti, oltre ovviamente alle scienze motorie, così come la possibilità di accedere anche a tutte le facoltà di area sanitaria, perché appunto la preparazione rimane una forte preparazione a base scientifica. Siamo molto contenti di questo innesto, perché riteniamo che il territorio avesse anche bisogno di un'ulteriore offerta di questo tipo, e quindi forti delle nostre strutture e delle convenzioni che noi abbiamo già attivato con importanti strutture del territorio, siamo certi che anche in questo caso sapremo dare le risposte adeguate ai nostri ragazzi. Certamente noi ce la metteremo tutta. Preside, come sono andate le iscrizioni? Un bilancio anche del nuovo corso che avete attivato? Ma devo dire con orgoglio davvero che le nuove iscrizioni hanno registrato un trend in aumento notevolissimo, a testimonianza di un perfetto allineamento, direi, tra quella che è la qualità dell'offerta formativa da noi proposta e la percezione che tantissimi studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio hanno avuto, e ciò ovviamente ci riempie di orgoglio e ci porta, come accade in tutti i casi in cui si raggiungono importanti traguardi e successi, ci carica di responsabilità, quella stessa responsabilità che ci porta a confermare l'accompagnamento dei nostri studenti verso il successo formativo, ma anche verso quell'acquisizione di conoscenze che già li colloca in percorsi di eccellenza in tutte le università del territorio italiano, così come testimoniato da Eduscopio. Ovviamente è una
notizia che diciamo è frutto di tutto l'entusiasmo, della passione, della professionalità che è stata messa in campo da tutta la comunità professionale del Leonardo per far sì che gli studenti potessero in qualche modo percepire il senso di una comunità che è il senso di una comunità che guarda avanti, di una comunità in cui la percezione del senso di appartenenza diventa il fil rouge per condividere tutte quelle regole, quelle norme, quegli obiettivi, quei comportamenti, ma anche gli affetti e le emozioni che fanno, come dico io, dei nostri studenti l'essere leonardini. E l'essere leonardini è qualcosa che si porta nel cuore per tutta la vita e che di fatto li porta, così come ha portato moltissimi dei loro genitori che sono venuti a trovarci proprio in queste giornate di orientamento, li porta a condividere, diciamo, quei valori che sono per noi molto importanti. È chiaro che questo entusiasmo e questa passione noi li traduciamo in un lavoro costante all'interno della nostra scuola, un lavoro che di fatto oggi rappresenta il nostro liceo come una sorta di albero dalle radici profonde ma delle alte chiome, quell'albero che farà da sostegno ma anche da protezione per tutti quegli studenti che hanno scelto il Leonardo e che ci fa dire che ciascuno lascia la propria impronta soltanto quando avverte quel senso di appartenenza di cui parlavo poc'anzi. Questo senso di appartenenza nella nostra comunità è molto forte, pertanto molte sono le impronte che sono state lasciate e che sono sicura che verranno ancora lasciate dai nostri studenti, sono state lasciate appunto dai loro genitori e che fanno e hanno fatto della nostra scuola, diciamo, uno degli istituti più prestigiosi della nostra provincia. È chiaro che la nostra offerta formativa va nella direzione di rispondere non solo ai bisogni, ma direi più che altro ai sogni di tutte le studentesse e degli studenti che si sono approcciati nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Però è chiaro che sognare, progettare e creare ha bisogno delle persone che siano in grado di trasformare il sogno in realtà. Io mi sento di dire a tutti i miei studenti di oggi e anche a quelli che aspettiamo da settembre in poi che sono loro le persone che ci aiuteranno a realizzare, a trasformare questo sogno in realtà. Incontro questa mattina alla scuola San Giovanni Bosco di Campobello di Licata sul tema opportunità e pericoli del web. Relatore il sociologo Francesco Pira. Parlare a ragazzi preadolescenti e a ragazze preadolescenti di quello che sta accadendo sul web non è facile, soprattutto non è facile riuscire a ottenere la loro attenzione, perché si distraggono facilmente ma allo stesso tempo sanno che il web è un mondo tutto da scoprire e dove attraverso codici e linguaggi particolari ci possono essere grandi possibilità di conoscenza o grandi pericoli, ed è su questo che noi adulti dobbiamo dare il massimo ed è su questo che bisogna costruire alleanze educative importanti, mettendo a disposizione ognuno di noi la propria conoscenza. Quindi è molto bello che oggi a Campobello il Lions Club Due Rose, ma soprattutto la scuola Don Bosco diretta dalla professoressa Alessia Guccione e il confronto appunto tra sociologi e psicologi, grazie all'apporto della dottoressa Guglielletti, ci ha permesso di dare uno spaccato ai ragazzi e di confrontarci con loro. Ci hanno fatto anche delle domande che ci hanno fatto riflettere su quello che sta accadendo e quello che loro percepiscono. Ci sono tante questioni aperte: che cos'è la verità, che cosa è pericoloso e cosa non è pericoloso, che cosa è reale e che cosa è virtuale. A queste domande noi dobbiamo come adulti dare delle risposte e soprattutto preservarli dal fatto che qualcuno possa interrompere i loro sogni. Allora, l'iniziativa di oggi presso l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, che dirigo da un paio d'anni,
rientra nelle attività che la scuola svolge nei confronti dei nostri studenti, ma anche di tutta la comunità, in particolar modo per trasferire e inculcare la coscienza su quelli che sono i pericoli del web. Abbiamo come ospite il professor Francesco Pira, che è sicuramente un esperto di settore, docente dell'Università di Messina di Sociologia, direttore del Master in Esperto di Comunicazione Digitale, che ringraziamo anticipatamente proprio per la sua opera di alfabetizzazione e disseminazione su quelli che sono i pericoli oltre che le opportunità del web. Compito della scuola ovviamente non è quello di demonizzare i social network, ma piuttosto di diffondere la consapevolezza digitale e soprattutto di tentare di inculcare una coscienza emotiva tale da poter permettere ai nostri alunni di distinguere quelle che sono le challenge più pericolose, di poter capire chi si cela spesso dietro anche dei profili falsi. Oggi la sensazione che abbiamo è quella di un netto abuso dei social network, della rete in genere, e quindi è fondamentale per noi scuola, ma anche per le famiglie, esercitare un controllo, ma soprattutto appunto trasferire competenze. I social naturalmente, i social network sono un luogo in cui soprattutto gli adolescenti vivono giornalmente, si relazionano, ma soprattutto vivono con le loro emozioni. Oggi vorrei veramente riflettere insieme ai ragazzi su quello che vuol dire esserci sui social, quanto in realtà mettono di se stessi, quindi della propria identità. Come vivono le emozioni sui social, quindi come lo fanno offline e online. Su questo è bene ribadire che sui social si perde la capacità di entrare empaticamente in contatto con l'altro, proprio perché non viene allenata quella che viene chiamata intelligenza emotiva, che permette ai ragazzi di comprendere le proprie emozioni, comprendere quelle degli altri e sicuramente relazionarsi in modo positivo con gli altri. Quindi il messaggio è quello di vivere sì i social, quindi il web con tutti gli aspetti positivi che possono derivarne, ma non dimenticarsi delle relazioni appunto vis-à-vis, faccia a faccia, le relazioni quelle reali. Prosegue a Messina l'attività di rilancio dell'ATM. Vediamo. Stiamo andando avanti sia con la riqualificazione delle vetture sia con anche l'assunzione degli operatori d'esercizio. Stiamo scorrendo la graduatoria man mano che ci servano unità in più, man mano che ci sono operatori d'esercizio che vanno in pensione, quindi è un lavoro che sta continuando, non c'è come dire, nulla di straordinario, a meno che non si consideri, diciamo, straordinario il fatto di fare le cose per come vanno fatte. Diciamo, probabilmente per un certo periodo in ATM non si facevano le cose per come si dovevano fare nel passato, stiamo cercando ora invece di fare le cose con regolarità e dico, penso che quello che è il risultato della cittadinanza, quelli che sono i numeri in costante crescita in termini di viaggiatori, in termini di vendite di biglietti, in termini di crescita di abbonamenti, ci fanno ben sperare, diciamo, per il futuro. Evidentemente la città ha gradito questa azione di rinnovamento, di cambiamento e soprattutto mi permetto di dire siamo diventati affidabili, che è un aspetto importante nel mondo dei trasporti. Io ricordo che quando arrivai in ATM avevo dei pomeriggi che erano da incubo, perché mi chiamavano dal centralino dicendomi che le persone erano rimaste ai capolinea, allo ZIR sostanzialmente, all'Annunziata, perché non c'erano i mezzi che li riportavano poi nei villaggi di pomeriggio. Dopo mi telefonava la polizia o i carabinieri dicendomi che le persone stavano protestando e che loro non sapevano cosa fare. Questo era il quadro nel quale ci siamo trovati. Oggi noi riceviamo messaggi da parte dei cittadini che ci segnalano il problema del ritardo di 10 minuti, di 5 minuti o qualche bus che passa in anticipo rispetto agli orari previsti, ma non abbiamo più quel tipo di problema. Insomma, siamo affidabili, le corse le facciamo, salvo i casi di possibili guasti, diciamo, possono sempre accadere, però ormai penso che abbiamo raggiunto uno standard importante. Chiaramente dovremo fare ancora di più e ci stiamo impegnando per farlo, peraltro vedrete
che da qui al 30 marzo, primi di aprile massimo, saremo inondati di nuovi mezzi, quindi ci sarà un arrivo importante di autobus. Parliamo di 30 autobus sostanzialmente, compresi i 4 snodati che già quelli sono arrivati a Palermo, altri stanno partendo dalla Germania o dalla Francia, altri sono già stati collaudati e sono all'industria italiana autobus a Flumeri, altri stanno arrivando, penso che arrivino a Roma, quindi verranno immatricolati lì e poi raggiungeranno Messina. Quindi diciamo stiamo lavorando, abbiamo aggiudicato la gara, nel senso che abbiamo avuto la risultanza tecnica da parte della commissione di gara per quanto riguarda l'acquisto dei primi 8 bus elettrici molto piccoli, è stata aggiudicata alla Karsan, sono dei bus con tecnologia BMW e quindi siamo anche per questo soddisfatti. Verrà presentato alle 16:30 nell'aula magna del Consorzio Universitario di Agrigento il libro Uno scoglio chiamato Lampedusa, della giornalista Marta Daneluzzi e della fotografa Sonia Fattori. A moderare i lavori sarà il giornalista Stelio Zaccaria. Nuovo libro di Carmelo Sardo, Dove non batte il sole. Ieri presentazione a Palermo e oggi pomeriggio ad Agrigento al Circolo Empedocleo alle 17:30. C'è il servizio. Ho scritto questo libro perché avvertivo l'esigenza di poter trasformare all'esterno, attraverso un romanzo, tutti i racconti che molti detenuti mi avevano affidato durante colloqui in carcere, li ho avuto con loro. Ho isolato 3 storie, le ho costruite attorno a un personaggio e ho voluto fare saltare le incongruenze della giustizia, alcuni temi che sono di scottante attualità, come per esempio il carcere duro, come l'ergastolo ostativo che ora si sta cercando di cambiare. Il protagonista del mio romanzo è un personaggio fittizio a cui però accadono cose realmente accadute. A chi consigli di leggere il tuo libro? Questo è un libro che va letto a qualsiasi latitudine, a qualsiasi longitudine e soprattutto potrebbe essere molto istruttivo per le nuove generazioni per formarsi una coscienza civica. Nel suo intervento lei ha detto che la giustizia non è vendetta. Certo, perché è qualcosa che supera l'istanza vendicativa e tiene in considerazione la dignità del detenuto e il dolore delle vittime. Cosa dire del libro di Carmelo Sardo? Che è un bel libro e che bisogna comprarlo perché è uno stimolo per delle riflessioni importanti, a cominciare dalla condizione dei detenuti, della condizione carceraria e del tema attualissimo dell'ergastolo ostativo e dei momenti di detenzione particolari che riguardano coloro che si macchiano di gravi reati di stampo mafioso. Quando leggo i libri di Carmelo mi commuovo sempre perché Carmelo, oltre ad essere un cronista, quindi un narratore, un romanziere, riesce a tirare fuori quella parte umana di ogni personaggio e di ogni storia che racconta, quel lato umano, quel lato passionale, quel lato che poi ti fa sentire parte di una società che oggi purtroppo abbandona certi valori e non dà peso a certi valori. E Carmelo invece è un pescatore di queste sensazioni ed è sempre un piacere poter constatare che comunque ancora oggi, nonostante il freddo che ci sia intorno anche alla letteratura internazionale italiana, ci siano scrittori come Carmelo che riescono a tirare fuori questo lato, il calore umano. È davvero eccezionale, un grande autore di libri e non mancherà altro che stupirci. Sarà il Museo Griffo di Agrigento ad ospitare dal 9 febbraio la rassegna cinematografica dedicata a Pasolini. L'iniziativa è del Parco Valle dei Templi, del Centro Culturale Pierpaolo Pasolini ed è patrocinata dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dal Circolo John Belushi. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.